Prima lo spavaldo invito alle due sconosciute turiste dell'imbarcadero di salire a bordo. Vieni in barca con noi, che andiamo tutte e due. Poi improvvisamente nulla, niente più musica né altro, una manovra errata e il barchino si rovescia fino a ribaltarsi con tutti i presenti a bordo e ripreso in diretta Facebook dagli stessi interessati sabato notte a Rialto, Venezia. Ecco un estratto del ribaltamento. Feriti con contusione di chimosi di varia natura e fortunatamente non in modo grave i 7 giovani veneziani che erano a bordo del barchino che improvvisamente si è rovesciato. Le urla, il panico, lo shock di quei drammatici momenti mentre dal barchino letteralmente a picco ne emerge soltanto la prua. Girare mai! Ah, Palma, torna a fare stecca! Quindi l'arrivo e il salvataggio ad opera dei pompieri. Il fatto sotto gli occhi esterrefatti di turisti in gondole a cena nei ristoranti fronte laguna. In quel barchino potevano stare al massimo 5 persone e non 7, denuncia oggi il consigliere veneziano di municipalità Marino Marin. Ed è bastata una leggera virata che la barca si è capovolta. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze né per la barca e neanche per gli avventori.